anche le campane del seminario, insieme alle campane della cattedrale e a tutte le campane della diocesi, nella giornata di lunedì hanno voluto rendere omaggio a Papa Francesco. Beh, la notizia ci ha presi alla sprovvista, pur se preparati nelle settimane precedenti, però ci ha lasciati così sorpresi, visto che domenica nella Pasqua avevamo avuto il modo di poterlo vedere ed era entrato nelle nostre case come tutte le domeniche con l'Angelus, ci aveva salutati, ci aveva donato la sua benedizione ed era così di nuovo in mezzo a noi. Però il Signore gli ha dato la grazia di entrare per sempre nella Pasqua. Anche le campanelle del seminario insieme alla cattedrale ieri hanno suonato, allora così la notizia l'hanno condivisa. Sì, ho pensato che ero in seminario la sera dell'elezione, a poche settimane dall'ordinazione presbiterale, e ho ricordato quelle prime immagini che in quel primo giovedì santo ci aveva donato il pastori con l'odore delle pecore, con l'unzione, l'annuncio del Vangelo si è fatto con l'unzione, si è fatto con gioia. Ecco, ho ricordato quei momenti e l'ho ricondiviso in questo tempo, dopo 12 anni, di nuovo in seminario, con altre responsabilità, però con la grazia di aver avuto in questi anni il suo magistero, le sue parole, i suoi gesti, anche proprio a proposito della cura dei giovani, delle vocazioni, dei preti, ecco, con tanta gratitudine allora. Un Papa appunto vicino ai giovani e vicino alle vocazioni. Sì, sicuramente c'è stato un sinodo dedicato proprio ai giovani, le vocazioni, il discernimento vocazionale e la loro fede. E tra tutte la Christus Vivit rimane, penso, un testo davvero ricco, che personalmente ho sfruttato varie volte negli incontri, nelle proposte, perché davvero è ricca di messaggi rivolti ai giovani, come poi tutti gli incontri anche delle giornate mondiali della gioventù. Il Papa aveva un linguaggio molto immediato che sapeva catturare nella quotidianità alcuni segni, alcuni gesti, alcune immagini che parlavano. Cristo vive e ti vuole vivo. La vocazione come il regalo di un amico che va accolto, va scoperto con l'intenzione più bella che quell'amico ha di donare qualcosa di bello da condividere a sua volta, a propria volta con gli altri. Oppure quella frase bellissima, quando il Signore dona una vocazione non pensa solo a quello che sei, ma a quello che insieme a Lui e con gli altri potrai diventare. Ecco, penso che rimangano alcune espressioni e parole che Papa Francesco ha lasciato, che possono ancora toccare il cuore dei giovani, e come hanno toccato i nostri, e che insieme al suo esempio fino alla fine possono portare ancora frutto. Don Lorenzo, responsabile della pastorale giovanile, tra poche ore i giovani della diocesi partiranno alla volta di Roma per il giubileo degli adolescenti, una festa che ovviamente avrà un sapore diverso. Sì, certo, gli adolescenti partiranno venerdì mattina. Allora, il programma chiaramente in questa situazione della mancanza del funerale di Papa Francesco, il programma rimarrà uguale. Non ci sarà la beatificazione di Carlo Acutis la domenica, è saltata la festa prevista al Circo Massimo sabato pomeriggio. Siamo anche in via un po' di ridefinizione di alcuni aspetti, ma la cosa più importante è, penso, poter vivere in questa occasione del Giubileo degli adolescenti anche la preghiera per Papa Francesco, e sicuramente avrà anche questo tenore il nostro pellegrinaggio a Roma, e penso sarà importante appunto pregare per lui, affidarlo al Padre, e anche pregare per la Chiesa in questo momento di passaggio. Un Papa Francesco molto vicino ai giovani, lo ricordiamo in tante occasioni, tra tutte le giornate mondiali della gioventù. Sì, certo, in generale penso un Papa vicino a tutti, è stato ricordato soprattutto agli ultimi, però è sicuramente un Papa vicino ai giovani. Pensiamo anche a ciò che ha detto anche attraverso l'enciclica, i suoi scritti,
pensiamo anche alle parole che ha rivolto ai giovani in questi anni, sicuramente uno sguardo per una Chiesa che possa essere giovane e per i giovani, e questo è chiaramente un annuncio evangelico che Papa Francesco ci ha consegnato e ci ha lasciato.